Qui Europarlamento. Benvenuti su Radio Libertà, canale TV 252, Radio DAB. Ospite di Qui Europarlamento, l'onorevole Silvia Sardone, europarlamentare Lega e vice segretario federale. Benvenuta. Ecco qui. Grazie. Allora, partiamo subito con l'ultima notizia dall'Europa. 27 milioni per finanziare gli studi su immigrazione e accoglienza e sul progetto del Corano europeo. In che cosa consiste questa misura nonché questa ennesima follia europea? Allora, diciamo che non è la prima volta che recupero follie di questo tipo. Infatti avevamo già recuperato 10 milioni di euro destinati al cosiddetto Corano europeo e 17 milioni per ricerche sull'Islam, Sharia e Islamofobia. Ecco, diciamo che questi sono gli ennesimi soldi che piovono dalle istituzioni europee per progetti che sono chiaramente ideologici. Questa volta però in tema immigrazione. Quindi guardando le banche dati dei finanziamenti dell'Unione Europea, spulciando un po', ho trovato 27 milioni di euro in gran parte dal Consiglio Europeo della Ricerca a studi sui migranti, accoglienza e ONG. C'è un progetto dell'Università di Hannover di più di 5 milioni su come chiedere ai potenziali migranti in quale luogo si sentirebbero a casa. Poi c'è uno studio belga di oltre 3 milioni su come riaprire un dialogo equo sulla migrazione, una ricerca dell'Università di Berna sull'influenza dei media sulla percezione dell'immigrazione da parte dei cittadini, un progetto dell'Università di Lione in Francia di 3 milioni su soluzioni abitative innovative per l'inserimento dei migranti. Insomma, poi ce n'è un altro sull'uguaglianza per i migrati in cerca di lavoro. Poi ci sono altri progetti invece legati alle ONG, uno dell'Università di Barcellona, 5 milioni di euro, intitolato Uno strumento predittivo per aiutare le ONG a gestire meglio le esigenze dei migranti. Poi ce ne sono anche italiane, non è che non sono solo stranieri, c'è l'Università di Modena, quella di Reggio Emilia, che hanno fatto una piattaforma per le narrazioni sulle migrazioni passate e presenti, che è costata ben 3 milioni di euro. E poi anche l'Università di Genova con uno studio da 2 milioni e mezzo per spiegare il nesso tra rotte dei migranti e solidarietà. Posso andare avanti, c'è Amsterdam, un altro progetto per garantire l'attuazione di politiche migratorie basate sui principi. Sui principi. Insomma, io dico che cioè abbiamo già sprecato troppi soldi nostri per pura ideologia. Negli ultimi 10 anni la propaganda filo-immigrazionista e pro-accoglienza è stata importante in Europa grazie alla sinistra ideologica. Quindi, come dire, non mi stupiscono i tanti finanziamenti mirati, devo dire però che siamo arrivati a un punto di non ritorno, cioè non credo che queste siano le necessità e le urgenze per i cittadini europei. Ecco, sempre, anche in Italia, come dicevi prima, sempre più spesso comunque si segnalano episodi che fanno pensare a una crescente islamizzazione culturale anche da noi, soprattutto in ambiti scolastici come la scuola e infanzia. Stiamo sottovalutando il problema secondo te o comunque che cosa bisogna fare per difendere i nostri valori, le nostre identità? Vi do una notizia che abbiamo trovato ieri sera e che ho fatto uscire sui giornali insieme al capogruppo in commissione istruzione Sasso, e cioè a Civitavecchia in una scuola elementare, tra l'altro questa cosa ce l'hanno segnalata anche le mamme della scuola e il nostro consigliere comunale Antonio Giammusso. Ecco, hanno dovuto fare un lavoretto questi bambini e che lavoretto era? Era un angelo che legge il Corano. C'è stata prima la scuola chiusa per Ramadan a Pioltello, la merenda vietata all'intervallo a Soresina, quella per non aiutare gli studenti islamici a digiuno per il Ramadan.
Poi ci sono stati i corsi per insegnare a come mettere il velo ad abete grasso e poi tantissime gite da Treviso a San Giovanni a Savona, organizzate da asili, scuole e moschee, scuole dove? Nelle moschee. Per ascoltare gente che ha parlato anche di guerra santa, oppure di quanto fosse importante mettere il velo come richiesto da Dio. Bambini di 7-8 anni, siamo Sì. a un punto di non ritorno. Noi dobbiamo fermare l'islamizzazione dell'Europa che parte dalle nostre scuole. L'educazione dei nostri figli non può essere lasciata a imam o a insegnanti comuniste. Io capisco che la sinistra sarà anche felice, magari applaudirà come sempre anche questa scelta di questa scuola che decide di fare lavoretto con l'angioletto che legge il Corano. Io credo che sia una pericolosa deriva che consegna persino i più piccoli ad una propaganda islamista e non è accettabile. Non è il lavoretto in sé, è quello che significa quel lavoretto. Assolutamente, assolutamente. Mentre sempre rimanendo in Italia, il tema del decreto sicurezza sta tenendo banco nel dibattito pubblico, no? Quali sono gli obiettivi principali e in che modo il decreto sicurezza si differenzia dalle altre norme, delle altre misure che sono state adottate? Il decreto sicurezza è stato un decreto fortemente voluto dalla Lega. Abbiamo ricevuto un'opposizione incredibile, è durato più di un anno la discussione del decreto, da quando è stato depositato il primo disegno di legge a quando poi è stato approvato il decreto, e contiene cose importanti per i cittadini, no? Difendiamo il diritto di proprietà e facilitiamo gli sgombri facili, e cioè il fatto che se ti occupano una casa tua in 24 ore ti possono sbattere fuori. Ora è sulle prime case, la volontà della Lega è di estenderlo anche alle seconde e terze case. Per quanto riguarda i blocchi stradali che fanno gli sciroccati di ultima generazione per convincerci che manca mezz'ora alla fine del mondo, calpestando spesso, no, il diritto al lavoro di lavoratori che si devono recare al posto di lavoro o hanno bloccato anche ambulanze. Ecco, da questi personaggi non potranno più fare queste cose senza avere delle sanzioni. Ci sarà più tutela per le forze dell'ordine, quindi difendiamo chi ci difende, a partire dalla tutela legale che comunque gli verrà pagata. Io credo anche per quanto riguarda le donne incinte, le rom incinta, che hanno accumulato condanne di decenni e senza mai scontare un giorno proprio perché è incinta, ecco, anche loro finalmente potranno finire in carcere. La sinistra è allergica alla sicurezza e alle forze di polizia. Per loro intervenire sulla sicurezza è un fastidio, per noi è la prima delle libertà. Arrivano anche a difendere le ladre che si fanno scudo dei bambini, cercano di difendere gli occupanti abusivi di prime case, fanno i piangina per i disobbedienti civili se rischiano conseguenze penali. Io credo che invece sia assolutamente una misura di buon senso, anzi dovevamo fare di più. Esatto. Bene, grazie a Silvia Sardone per il suo intervento e Grazie a voi, grazie. buon proseguimento sui canali di Radio Libertà. Grazie, ciao ciao.